Una partita difficile che porta il Venezia in vetta alla classifica, battuta la concorrente diretta per la promozione. 1-0 contro il Pordenone, soddisfatto il mister Pippo Inzaghi. È chiaro che contro una squadra così forte ci ha costretto un po' anche sulla difensiva, però non ricordo sinceramente parati di Fachini, anzi un nostro contropiede con Soligo clamoroso davanti alla porta che poteva chiudere la partita sul 2-0. Comunque penso sia stata una bella partita fra due grandi squadre. Parole di elogio verso la squadra che ha giocato con carattere contro un Pordenone all'altezza. E comunque aver mandato il Pordenone a 10 punti, anche se è una partita da recuperare, penso che sia molto importante per noi, perché veramente ha dimostrato che è una squadra a livelli nostri e del Parma. Insomma, si vede che tanto tempo che giocano insieme, hanno giocatori molto bravi, però oggi i ragazzi sono stati fantastici dal punto di vista caratteriale, poi incredibili, perché solo così si poteva vincere una partita del genere. I friulani hanno tentato di portare a casa almeno un pareggio, ma i veneziani non hanno mai mollato. E loro hanno un giro palla importante, insomma, hanno giocatori di personalità, soprattutto dietro, con Burrai, cercano di giocare. E abbiamo limitato molto bene Arma, che ha fatto pochissimo, ma quello che ci dava un po' fastidio era Berrettone, che si metteva tra le linee e secondo me ha fatto un'ottima partita e ci ha creato qualche pericolo nella gestione della palla soprattutto. Però queste partite si vincono solo facendo una gara così, insomma, di grande attenzione. Si archivia questa grande vittoria e si pensa ai prossimi appuntamenti. Mercoledì il derby contro il Padova in Coppa Italia.